So weird. Eccoci, siamo nella zona compresa tra Mammogliado, Orgosolo e Fonni e piano piano mi appresto ad arrivare alla zona di Gremano, villaggio nuragico nei pressi di un fiume. Eccolo qui, si inizia a vedere qualcosa e più a monte ci dovrebbe essere un famoso acquedotto nuragico e questo villaggio dovrebbe comprendere anche un famoso santuario dell'epoca nuragica. Ora arrivo qui per la prima volta e vediamo un po' cosa mi aspetta. Appare come una costruzione di notevole importanza, una serie di case, come già si vede qui davanti a me, dei quali uno dovrebbe essere un vero e proprio santuario e tutte le case attorno, ecco, che a quanto pare erano tutte recintate. Sembra quasi una fortezza. In effetti è una cosa più importante di quanto io credevo. Ecco ancora le immagini dalla parte superiore, si vede questa costruzione allungata che ha tutta l'aria di essere una tomba dei giganti, una delle famose tombe dei giganti, ma anche qui vedo quest'altra costruzione che appare di forma quasi ovale, però la costruzione principale mi sembra questa di fronte. Faccio fatica perché sono sentieri approssimativi e il terreno è un po' accidentato. Ecco, mi appresto ad entrare dentro quello che probabilmente all'epoca era un tempio e in mezzo alle pietre rudi che compongono il perimetro della costruzione si va invece a vedere dei cocci lavorati di trachite rossa. Tra l'altro non è neanche una pietra locale, quindi è una pietra che a suo tempo è stata importata proprio per realizzare questo muro e questa sorta di finestrella che probabilmente era l'altare di questo tempio. Ancora questa pietra rossa, questa pietra rotonda spaccata in due, che aveva tutta l'impressione di essere una mola per macinare probabilmente il grano. Continuo nella mia ricognizione, mi rendo conto che è davvero un villaggio piuttosto notevole, con numerose particolari costruzioni. Certamente qui avevano alloggio numerose famiglie e era una vera e propria fortezza, perché tutti questi muri perimetrali
e a suo tempo erano probabilmente vere e proprie fortezze. Ecco, salgo su questo e mi ritrovo quest'altra capanna circolare, perfettamente costruita, e ancora qui attorno si vedono i segni di costruzioni di fortezze di epoca remota. Sì, davvero notevole, un villaggio di dimensioni davvero notevoli, e tutti i sassi sparsi qui attorno lasciano pensare che la dimensione fosse decisamente più ampia, e lo dimostrano anche tutta quella serie di sassi dalla forma piatta che sono depositati lì vicino agli alberi. Mi inerpico in questa collina che in teoria mi dovrebbe portare fino al famoso e tanto nominato acquedotto che avrebbe dovuto appunto approvvigionare le popolazioni che abitavano quel villaggio. Ora io provo ad avvicinarmi e vediamo se riesco a trovare qualcosa, altrimenti sarà per una prossima escursione, visto che ormai l'ora è tarda, il sole è tramontato e mia moglie è da sola in macchina. Decisamente il cammino è lungo e credo proprio che per stasera dovrò rinunciare ad arrivare in cima, perché ormai è troppo tardi ed è poco prudente trattenersi oltre. Qua sotto di me vedo un vero e proprio pozzo. Proseguo nella mia ricerca, e oltre a questa bellissima vasca con dei cocci lavorati, trovo questa condotta d'acqua che ancora raccoglie le acque sorgive della zona come migliaia e migliaia di anni fa. Ecco, la condotta è tutta coperta da lastroni piatti, e qui si arriva alla sorgente. Ecco qui la sorgente che ancora funziona e raccoglie le acque sorgive. Il tutto rigorosamente recintato da un muro importante in pietra locale, e quassù verso quest'altro muro ancora una condotta che probabilmente arriva anche da un acquedotto posto ancora più in alto. Insomma, non finiamo di stupirci della grandiosità delle opere dei nostri antenati che vivevano in questi boschi. Ecco, bellissimo. Mi riservo di ritornare qui con il mio drone per poter documentare dall'alto la grandiosità di queste opere, davvero importanti se pensiamo che sono state realizzate 3, 4, 5.000 anni fa. Il tutto all'interno di un bosco fittissimo ai piedi delle più alte cime del Gennargentu. Io credo che
questa zona, se fosse oggetto di maggiore interesse da parte delle autorità archeologiche, rivelerebbe molto più di quello che oggi è sotto i nostri occhi. Grazie, arrivederci.